alziamoci per innalzare il nome del Signore Gesù. Alleluia! Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo. Loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo. Loda il Signore. Lodo nei monti e nella valle. E quando ho fiducia o se dubbio, lodo da solo. Perché la mia lode distrugge le potestà. Finché io respiro, finché io respiro, io continuerò a lodare al Signore, anima mia, e io grido anima mia. Se mi sento, se io ti sento, voglio adorarti. Se non ti sento ti lodo, non mi lascerai. La lode è un'arma, la lode è un'arma, è Dio che io sono, è il grido che le muraglie distruggerà. Finché io respiro, io continuerò a lodare al Signore, anima mia, ed io grido anima mia. Io vivo e niente ci separerà. Lode al Signore, anima mia. Perché tu regni, sovrano sei, hai vinto la morte, l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, ti adoro, non c'è nessuno. Tutta la chiesa! Perché tu regni, sovrano sei, hai vinto la morte, l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, ti adoro, non c'è nessuno come te. Lode al Signore, anima mia, e io grido Signore, anima mia. Lode al Signore, anima mia, e io grido lode al Signore, anima mia. Non mi fermerò, io vivo e niente ci separerà. Non mi fermerò, io vivo e niente ci separerà. Non mi fermerò, io vivo e niente ci separerà. Lode al Signore, anima mia. Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo. Loda il Signore. Tu che respiri, Tu che respiri, loda il Signore loda il Signore in ogni tempo. in ogni tempo. Loda il Signore. Loda il Signore. Tu che respiri, Tu che respiri, loda il Signore loda il Signore in ogni tempo. in ogni tempo. Loda il Signore. Loda il Signore. Tu che respiri, Tu che respiri, loda il Signore loda il Signore in ogni tempo. in ogni tempo. Lodi al Signore. Loda il Signore. Amen.
Facciamo ancora una volta la parte. Loda, loda. Facciamo ancora. Tocca nel tuo fratello e dici muoviti un po', dai. Siamo nella casa del Signore. Siamo nella casa del Signore. Nella casa del Signore c'è gioia. Muoviti un po'. Loda il Signore, Anima. e io grido loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia, e io grido loda il Signore, anima Ancora, mia. loda. Anima. E io loda il Signore, anima mia. Tu che respiri, Loda il Signore in ogni tempo, loda il Signore, loda il Signore, in ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo, loda il Signore. Alleluia! 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 Amém. Noi celebriamo il tuo nome, Gesù. Noi celebriamo il tuo nome, Gesù. Noi celebriamo il tuo nome, Gesù. Noi vogliamo lodarti, adorarti, Signore. Noi vogliamo rendere a te la nostra adorazione, Gesù. Questo è il centro di questo culto. Questo è il centro di questo momento, Gesù. Lodarti, adorarti, gioire alla tua presenza, Gesù. Perché tu sei qui in questo luogo. La tua presenza è in questo luogo. Gesù, tu non manchi mai quando la tua chiesa si riunisce per adorare il tuo nome, Gesù. Signore, che oggi esca da noi un'adorazione sincera. Che oggi esca da noi un'adorazione pura. Che oggi esca da noi, Gesù, un'adorazione, Signore, che riempia questo luogo, Gesù. Signore, che la tua presença possa essere sentita qua, Gesù, quando a tua chiesa te adora, Gesù. Muove-te mesmo a nós, Jesus. Hoje, Senhor, nós vogliamo, Senhor, arrender-te la tua presença, gettare, Senhor, tutto ai tuoi piedi, Jesus. Hoje nós vogliamo onorar-te, Senhor, como il Senhor merita, Jesus. Com tutta la nostra anima, com tutto il nostro essere, com tutto ciò che noi siamo, Gesù. Grazie, Gesù, pela tua presença. Grazie, Jesus, porque tu sei qui, Jesus. Grazie, Jesus. Grazie, Jesus. Grazie, Jesus. Sul trono io vedo che seduto sta il grande Re di gloria. Dal trono provenivano voci e tuoni, lo spirito che copre la terra. Provenivano voci e tuoni, lo spirito che copre la terra. Colui che era e che verrà, Santo, Santo, Santo.
il Signore, colui che era, è e che verrà. Santo, 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 santo è il Signore. Giorno e notte cantano a Lui. Santo, santo, santo è il Signore. Giorno e notte cantano a Lui. Santo, 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 santo è il Signore. Che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice: Egli viene, Egli viene. Che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice: Egli viene. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. Che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice: Egli viene, Egli viene. Che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice: Egli viene, Egli viene. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. Tutta la terra sarà piena della tua gloria. Sarà piena della tua gloria. Io so che presto io vedrò, presto io vedrò il Re di gloria, presto io vedrò. Oh, presto io vedrò il Re di gloria, presto io vedrò, presto io vedrò il Re di gloria, presto io vedrò, presto io vedrò il Re di gloria. Io so che presto io vedrò Yeshua, presto io vedrò. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno, tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra
udite la voce che dice egli viene, che ogni vita si pieghi e getti le sue corone, che dice egli viene, che ogni vita si pieghi, udite la voce che dice egli viene. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena. I giovani vedranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra questo, alleluia. Alleluia, alleluia.
sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, tenho ela tu sei santo, Dio grande, tenho ela Tu sei sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio grande, tenho ela tu sei santo, tu sei santo, tu sei santo, Dio grande, tenho tu sei Sim, Senhor, Dio grande, tu sei santo, 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 santo.
nostri cuori, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, l'adorato. E tu sei l'adorato. E tu sei il Deo, tu sei il Deo. Di ogni lode tu sei il Deo. Del mio respiro tu sei il Deo. Del mio camminare sei il Deo. Yahweh, non c'è nome al di sopra del tuo. Yahweh, Yahweh, La mia canzone. Yahweh, dichiaralo, Yahweh. E tu che sei sempre con noi, tu che sei sempre con me, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode. Degno è il tuo nome. Degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode. Dichiara degno è il tuo nome. Degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode. Degno è il tuo nome. Degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode. Degno è il tuo nome. Degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode. Degno è il tuo nome. Degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode. Degno è il tuo nome. Degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode. Degno è il tuo nome. Degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode. Si è esaltato ora in cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Si è esaltato ora in cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, nome sopra. Si è esaltato ora in cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Si è esaltato ora in cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome.
abbiamo dichiarato è il nome sopra ogni nome. Questo che abbiamo dichiarato, Yeshua, è il nome sopra le nostre case, è il nome sopra le nostre famiglie, è il nome sopra la nostra vita, è il nome sopra il nostro oggi e sopra il nostro domani. Impariamo a invocare questo nome, impariamo a esclamarlo, a gridarlo. Invochiamo questo nome in chiesa, ma invochiamolo nelle nostre case, invochiamolo nelle piazze, invochiamolo dovunque mettiamo la pianta dei nostri piedi, invochiamolo in mezzo alle difficoltà e invochiamolo nel momento di celebrare. Yeshua, Yeshua, il nostro Signore, il nostro Dio, il nostro Re, il nostro Padre, il nostro amico, il nome sulla nostra vita. Amen. Yeshua, ricevi la lode della tua Chiesa, ricevi la lode del tuo popolo, ricevi la nostra adorazione questa sera, Dio. Siamo qua per adorare te, siamo qua per celebrare te. Siamo qua perché amiamo te e ricerchiamo la tua presenza. Amen. Presentati a noi ancora una volta. Presentati a noi ancora una volta. Che il tuo spirito riempia questo luogo. Che il tuo spirito riempia ogni cuore qua presente. Presentati a noi, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Amen. 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 Gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio. Che la nostra migliore adorazione possa essere salita fino in cielo questa sera. Che il nostro Padre possa guardarci da lassù e vedere una chiesa che lo adora, una chiesa piena di spirito e piena di desiderio di ricevere la sua presenza in mezzo a noi. Amen. Facciamo un applauso facendoci sentire lassù nei cieli, facciamoci sentire da ogni angelo, facciamoci sentire da ogni cherubino, da ogni serafino, ma soprattutto che questo applauso arrivi alle orecchie del nostro Signore Gesù, colui che merita la nostra adorazione, colui che merita questo applauso, colui che merita il 100% del nostro essere. Gloria a Dio perché ogni adorarti è sempre meraviglioso, perché la sua presenza riempie questo luogo. Amen. Posso chiederti di restare in piedi? Grazie. L'altra volta vi ho fatto alzare, abbassare 24 volte. So che volete fare stretching, fare allenamento, ma vi chiedo di restare in piedi un pochino perché vorrei invitare qua sul pulpito Gilson, Vanessa, Aurora. La settimana scorsa abituiamoci, fratelli, perché sarà un periodo di molte presentazioni di bambini, alcuni già arrivati, alcuni appena arrivati, altri che arriveranno a breve. Ci stiamo già informando su quanto far pagare il parcheggio per i passeggini, quindi
Eccola Lorena. La settimana scorsa abbiamo presentato il piccolo Eli, che è là dietro. E come sapete, per chi non ci fosse stato la settimana scorsa, per chi non conoscesse le usanze di noi come Chiesa, noi non battezziamo i bambini appena sono nati, ma quello che la parola di Dio ci chiede di fare, quello che anche Gesù ha fatto, è passare per un momento di presentazione davanti a Dio e davanti alla Chiesa di cui il bambino entrerà a fare parte. Oggi noi vogliamo presentare la piccola Aurora alla comunità. Non sono qua, ma ci staranno seguendo molto probabilmente i padrini di Aurora, il pastore Antonio Battista e pastora Isabelle Caracura. Amen. E Gilson, Vanessa, insieme a Battista, Isabelle, anche insieme a Lorena, quello di far crescere questa bambina è un compito che aspetta a voi. Questa, prima di essere figlia vostra, è figlia di Dio. È una sua figlia che lei ha affidato a voi. Io voglio leggere alcuni versetti del Salmo 127 che dicono così: ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un uomo forte, di un uomo potente, così sono i figli della giovinezza. Questi versetti sono versetti molto significativi. Paragonano i nostri figli a delle frecce e li paragonano a delle frecce per degli elementi molto specifici. La freccia è un'arma e non è una di quelle armi che noi abbiamo vicino a noi, che possiamo usare soltanto intorno a noi. La freccia è un'arma che viene lanciata molto lontano, e così come la freccia viene lanciata lontano, ha un obiettivo molto lontano, così è quello che noi genitori dobbiamo desiderare per i nostri figli. Penso che il desiderio di ogni padre e madre che è qua è che i propri figli arrivino molto più lontano di dove noi siamo arrivati. Io desidero questo per i miei figli, penso che voi desiderate lo stesso, e questo è ciò che le frecce possono fare, arrivare dove noi non siamo raggiunti. Ma queste frecce di cui ci parla questo salmo sono frecce che partono dalle mani di un uomo potente, da una mano di una famiglia potente. Siamo noi come genitori, come padrini, come sorelle che dobbiamo avere la forza per lanciare questa freccia verso gli obiettivi lontani che Dio ha davanti a lei. Sappiamo che Dio ha un piano, un progetto per Aurora, e oggi vogliamo consacrarla a Lui, ma sappiamo anche che affinché possa raggiungere questi obiettivi c'è bisogno dell'impegno di tutti quanti voi. Che Dio possa ungervi e darvi saggezza per amministrare sua figlia nel miglior modo possibile e farla raggiungere dove Lui ha già disegnato che un giorno sarà. Amen. Possiamo pregare? Amen. Signore Gesù, in questo momento come Chiesa ti preghiamo per Aurora, figlia di Gilson, di Vanessa, sorella di Lorena, per questa tua figlia che hai fatto nascere, hai messo al mondo per farle raggiungere obiettivi grandiosi, perché hai un piano meraviglioso sulla sua vita, così come ce l'hai sulla vita di tanti di noi. Per questo io ti chiedo, Padre, che ogni tuo piano, che ogni tua volontà, che ogni tuo progetto si possa realizzare completamente nella vita di Aurora. Ti chiedo di farla crescere in altezza, in saggezza, in sapienza, nel miglior modo possibile, in salute, Signore, che tutto quanto possa andare secondo la tua volontà, secondo le vie che tu hai messo davanti a lei. E per questo, Padre, questa sera ti chiediamo di benedire anche la sua famiglia, i padrini che la seguiranno in questa camminata, in questa crescita. Che, Signore, tu possa mettere nelle loro bocche parole di saggezza, parole di consiglio, e mai parole di odio, mai parole di ribellione.
che tu possa mettere, Signore, nelle loro bocche insegnamenti di apprendimento sulle tue strade e mai insegnamenti che la portino lontano da te. Che ogni azione, Signore, possa essere un'espressione del tuo carattere, affinché Aurora, vedendo loro e imitandoli, sarà sempre più simile a te. Signore, ungi oggi la sua famiglia, ungi oggi questa tua figlia, perché possa crescere e andare dovunque tu vuoi che questa freccia sia lanciata. Nel nome di Gesù presentiamo a te e alla Chiesa Aurora. Benedicila, Signore, come tu puoi, che il tuo spirito sia sempre su di lei. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Voglio dare solo qualche avviso prima di proseguire. Primo avviso, help me please, rifugio, be brave. Dai, rifacciamo, che so che ce la farete. Vai Pietra. Rifugio, be brave. Molto bene, molto bene. Le nostre donne sono tutte invitate a partecipare dal 23 al 25 ottobre a questo tempo di rifugio, a questo tempo alla presenza di Dio, là da sole, in montagna. Sarà un tempo di recuperare le vostre forze, ma sarà soprattutto un tempo di avvicinarsi al nostro Signore Gesù. E so che i posti sono estremamente limitati, perché il luogo dove faremo il rifugio, alcuni di voi già lo conoscono, non può ospitare 10.000 persone. Quindi è un luogo con posti limitati. Se ancora non hai fatto la tua iscrizione, ma vuoi farla, cerca già questa sera, per piacere, Vanessa. Grazie Vanessa, fai così, più in alto, che ti vedono anche. L'avete visto tutti la Vanessa? Vanessa, alzati in piedi per piacere. Adesso? Sì? Voi a destra la vedete? João, finché guardi me, non guardi, è là in fondo, no? Amen. Cercate lei entro la fine del culto, così da poter iscrivervi o avere più informazioni a riguardo del rifugio, che ormai manca pochissimo. Chi ha già pagato l'iscrizione per il rifugio, questa sera potrà prendere una maglietta bellissima, sempre con la Vanessa. Quindi se non avete visto chi è, siete proprio fregate. Ok? Prossimo avviso, abbiamo da presentare, ritorniamo a presentare il nostro Be Running, la nostra corsa missionaria. Se ancora non hai deciso di partecipare, c'è tempo per decidere, sarà il 16 novembre, ma quanto prima, perché devi anche andare a metterti un po' in forma, no? Sto raggiungendo, io sto mettendo, abbiamo il gruppo del Be Running, ogni giorno che vado a fare la mia passeggiata di esercitazione, metto i miei passi, no? Il mio minutaggio. Poi cosa succede? Vedo che Paolo mette il suo, c'è Guglielmo che mette il suo, questi qua corrono 40 chilometri in un'ora, non so come fanno, io in un'ora faccio 4 chilometri, se è tanto. Allora che cosa sto facendo adesso? Metto fine giornata, così prendi i passi di tutta la giornata, no? E conta passi. Così almeno sembra che ho fatto un po' di più. Infatti l'ultima volta che ho messo qualcuno faceva la faccina, no? Sorpresa, com'è possibile? Ma è una benedizione, e soprattutto non sarà tanto per fare sport, quello lo possiamo fare anche in altri momenti. È un movimento missionario della nostra Chiesa, è un progetto missionario della nostra Chiesa, quello di andare là e attraverso la nostra testimonianza di vita portare il Vangelo. Quindi
ciò che starete facendo sarà assolutamente per il regno di Dio. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro Beer Running. Potete parlare con la nostra missionaria Sandra, grazie mille Sandra, che prende cura del Dipartimento di Missioni. Amen. Finiti gli avvisi, mi sembra? Sì. Allora in questo momento possiamo fare una preghiera per le nostre decime, per le offerte, per ciò che oggi vuoi consegnare alla casa del Signore, ciò che Dio ha messo nel tuo cuore di portare. Tu che l'hai già preparata da casa, la tua decima, la tua offerta, o magari finché eri qua durante il tempo di lode hai avuto in cuore di portare un'offerta alla casa del Signore per il mantenimento di questa casa. Sappiamo una cosa, che Dio ama un donatore gioioso, e tante volte è proprio il suo spirito a mettere nel nostro cuore il desiderio di portare un'offerta affinché quest'opera possa proseguire. Ma noi adesso pregheremo, e pregheremo perché ogni nostra offerta possa essere usata nel modo migliore possibile per il regno di Dio. Che Dio possa essere Lui l'amministratore di queste offerte, Lui l'amministratore di queste decime, affinché la sua Chiesa possa continuare ad avanzare su questa terra. Posso chiederti di alzarti in piedi un'ultima volta? E preghiamo insieme. Preghiamo per questo e preghiamo perché Dio possa benedire attraverso le nostre offerte questa Chiesa e di riflesso anche le nostre case. Signore Gesù, in questo momento porteremo a te ciò che tu hai messo nel nostro cuore di portare alla tua casa. La nostra decima, la nostra offerta, la nostra fedeltà verso di te, questa forma di adorazione. Ti chiediamo che tu possa ricevere veramente queste offerte, queste decime, come un'adorazione per te. Padre, sappiamo che la tua Chiesa ha bisogno di fondi, ha bisogno di finanziamenti, e per questo io ti chiedo, Dio, che tu possa ministrare queste risorse, che possano essere usate al meglio per la tua opera, che, Signore, tu possa andare a coprire ogni necessità della tua Chiesa, che tu possa essere colui che gestisce, perché la tua saggezza è maggiore della nostra e i tuoi progetti sono maggiori dei nostri. Benedici quindi, Signore, questa Chiesa attraverso queste decime, queste offerte, di riflesso. Benedici ogni casa qua rappresentata e quelle di coloro che ancora non ti conoscono, ma che saranno raggiunti per mezzo di una Chiesa rilevante, una Chiesa nella quale i tuoi figli imparano a investire. Padre, nel nome di Gesù, benedici questo momento di decime e offerte, continua a benedire questo culto. Amen. Se vuoi fare la tua offerta con il post, con la carta, ci sarà la nostra tesoriera là dietro, non so se Katia o Dieula, che ti potrà aiutare. E se vuoi fare un'offerta per i nostri progetti missionari, troverai anche le buste di missioni.